L'eclettico Antonio Mantova, presidente dell'Associazione Accademia del Leone, ex docente e cultore della città di Sora e di tutte le sue peculiarità, ha presentato al pubblico il libro Sull'archivio valente del Favero, volume che contiene il catalogo delle opere presenti in archivio e ripercorre la storia di Antonio Valente, i tanti lavori eseguiti da lui nel campo dell'architettura, della scenografia e i suoi contributi al mondo del teatro, come il celebre Carro di Tespi. Presenti all'evento l'assessore alla cultura del comune di Sora Maria Paola Gemmiti, il professor Lucio Meglio dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, la professoressa Alessandra Tanzilli e l'autore del libro, Antonio Mantova. È un piccolo libro, ma estremamente importante per la diffusione dell'archivio valente del Favero. È importante perché non è solo un catalogo, ma è anche un raccontare la storia di come è nato l'archivio, della storia di Antonio e Maddalena Valente, di come è arrivata a Sora, e quindi è importante che la gente, anche sommariamente, sappia tutto organicamente cos'è l'archivio valente del Favero. Oltretutto l'ho voluto fortemente perché tanti visitatori che vengono da lontano mi chiedono il catalogo. La proprietà è dei nipoti. È successo che feci un documentario su Valente. Questo documentario finì nelle mani della signora, mi chiamò e mi disse una frase stupenda. Mi disse: da quello che vedo, lei ama veramente mio marito e metto tutto nelle sue mani per far perpetuare la sua figura. E questa cosa mi rese felicissimo. Se esiste l'archivio, esiste per Maddalena del Favero Valente, perché Antonio non gli importava granché, teneva le carte buttate così. Lei invece ci teneva tantissimo. Io ricordo la prima volta che l'ho conosciuta, lei mi disse: io mi sono innamorato del genio di mio marito, poi della sua gentilezza e poi di tutto il resto. Molto particolare la location scelta per la presentazione del libro, la Galleria delle Monofore del Palazzo della Cultura, perché collega la Biblioteca Comunale Cittadina all'archivio proprio dedicato ad Antonio Valente. Questa serata è un punto di arrivo del bellissimo connubio che abbiamo costruito fin dal primo momento tra l'amministrazione comunale, l'assessorato alla cultura e il professor Mantova, che custodisce con amore l'archivio Valente. E già dal primo momento ci aveva manifestato questo interesse a pubblicare un libro che esprimesse tutte quante le cose preziose che sono all'interno dell'archivio, un catalogo, e ci ha lavorato tantissimo quando gli abbiamo dato l'ok, con grande fervore, con grande entusiasmo, e questa sera siamo qui a presentarlo, davvero bellissimo come gli altri suoi lavori. Ed è importante anche perché abbiamo scelto una sala particolare, una sala che è di congiungimento tra quello che è l'archivio Valente, l'archivio storico, la biblioteca, tutto il Palazzo della Cultura, in questa visione di insieme di tutte quante le bellezze artistiche e culturali della nostra città. Ed è così che deve essere, tutto quanto insieme, di grande offerta ai nostri cittadini e a quanti vorranno venire a trovarci. In tanti hanno voluto partecipare alla presentazione del libro, tra i presenti anche molti artisti del territorio che hanno donato all'archivio un loro piccolo pensiero. Non è voluto mancare Flavio Gava, nipote di Antonio e Maddalena Valente del Favero. Sono onorato di essere qui a rappresentare la famiglia Gava e gli eredi Valente, e un grazie al Comune di Sora e un immenso grazie al professor Antonio Mantova per tutto il lavoro che ha fatto e che continua tuttora a svolgere per il Comune di Sora e per tutti noi.